Siamo di nuovo qui, siamo noi tre, Martina, Sempre. Max e Bruno. Buongiorno. Fante, cavallo e re. Fante il cavallo e re. Regina almeno, dai, Regina, dammi un regina. ruolo un Ma po' sì, più... Mia regina. Senti, fammi una battuta. Ecco, appunto, hai trovato quella giusta. Max, fammi una battuta. Ecco. Come... Noi abbiamo davanti i bambini che poi sono molto severi con le battute. Sì, sto pensando perché adesso ho preso così, no? Ho un vuoto abissale. Io penso alla pizza. Una cassaforte incontra un'altra cassaforte, che cosa si dicono, Bruno? Cosa si dicono? Toh, che combinazione! Ecco. No, io penso sempre, vista la stazza, Sì. alla pizza. Cioè- Fammi una battuta. Ah, ok, sì, perché la pizza battuta, pensavo ai sì. bambini, insomma, è quella proprio schiacciata. Benissimo. Allora, dopo queste cavolate d'inizio, questa trasmissione è denominata Step. Step. Allora, dimmi te cosa vuol dire Step. Allora, STEP è un acronimo che significa Scuola Teatro Educazione Portogruaro ed è in realtà un percorso che si è avviato da tanti anni che vede protagonisti i ragazzi delle scuole, in questo caso superiori, ma ultimamente anche delle scuole medie, e che durante l'anno creano degli spettacoli e poi vengono portati in scena al Teatro Russolo di Portogruaro. È una rassegna di teatro educazione, quindi non una rassegna dove si vedono degli spettacoli e si, come dire, apprezzano per la performance, ma è un vero e proprio percorso educativo che si fa insieme ai ragazzi, tant'è che gli spettacoli che vanno in scena sono creati da loro insieme a ovviamente noi che li traghettiamo attraverso questa esperienza. Quindi i contenuti sono i contenuti che i ragazzi portano, le problematiche che vengono metaforizzate attraverso il teatro sono tematiche e problematiche dei ragazzi. E semplicemente il teatro dona a tutto questo una cornice che rende le emozioni apprezzabili anche dal pubblico. E questa cosa l'abbiamo fatta, è nata ormai 7 anni fa con Artivarti, vero Marti? Sì, Artivarti è appunto la nostra associazione e all'incirca appunto 7 anni fa da un'idea di Max, poi insieme anche a me, insieme al nostro collega Stefano Rota e alla nostra super professoressa referente del progetto teatrale che si chiama Monica Imperatore, è nato questo meraviglioso progetto di teatro educazione, dice la parola stessa, appunto il teatro per crescere, il teatro per educare. E con il lockdown purtroppo nel 2020 la rassegna non siamo riusciti a farla, ma stiamo cercando di concluderla adesso e lo spettacolo, che sarà ovviamente fatto in forma diversa perché ci sono le restrizioni, quindi creeremo una parte di spettacolo in video e una parte invece sarà fatta live dai ragazzi, sarà sotto forma appunto di video spettacolo e ci sarà anche una conferenza sul teatro e la disabilità, perché ogni anno Step ha un suo tema e quest'anno il tema è proprio quello della disabilità e il titolo è Immaginabili. Io direi di ringraziare i nostri sostenitori. Assolutamente. Alberto di Cadelpoggio, dove a me piace moltissimo, dove il Prosecco incontra il mare. Il ferro battuto. Lo spritz salato praticamente. Okay. Sì, ecco. Il ferro battuto dal mio amico Andrea. E la prossima volta vi porterò a vedere in miniatura un pezzo un capolavoro che è fatto battendo il ferro come una volta, non con le macchine. E poi i bibanesi che stanno sempre bene a tavola. Assolutamente. E adesso avremo un contributo. Dicevo, allora, un contributo da parte dei ragazzi del percorso STEP, ne abbiamo 2, intanto il primo blocco che mandiamo. Il lockdown è passato tra alti e bassi, all'inizio andava anche abbastanza bene, nel senso che mi sembrava più quasi una pausa da tutto il resto. Era un periodo in cui ero molto stressata, quindi mi sembrava quasi una cosa positiva poter essere finalmente un attimo bloccata a casa, stavo facendo 1000 cose, però dopo è andato progressivamente peggiorando, nel senso che sentivo sempre di più questa
chiusura, questo obbligo a restarmene in casa, mi sentivo completamente ingabbiata. Il teatro è una cosa che mi aiuta un sacco a sfogarmi, a staccare completamente il cervello dalla routine, dalle giornate. E è l'unico posto in cui veramente riesco a non pensare alla scuola e tutte le rogne che ne seguono. Quindi sì, mi aiuta un sacco. Questo lockdown l'ho passato relativamente bene, diciamo che in famiglia non è stato proprio semplice passare tutti quanti i giorni, però tra alti e bassi comunque ne sono uscito fuori e non mi è pesato più di tanto. Ho scelto teatro perché era un modo per esprimermi e soprattutto per buttare fuori tutte quante le energie che avevo accumulato durante questo periodo di quarantena. Sono molto felice di averla scelta proprio perché riesco a esprimere me stesso e non essere giudicato da altre persone. Ho finito anch'io quest'anno la scuola e anche per me è stato molto faticoso perché per me mi è dispiaciuto come loro non fanno in presenza e neanche con gli insegnanti. Questo l'ho vissuto come una specie di solitudine e c'ero rimasto veramente male. Non ci avevo mai creduto che un'epidemia avesse steso tante cose in noi giovani e ci ero rimasto veramente male. Avevo scelto il teatro perché l'avevo scoperta questa passione durante una recitazione che ho fatto e quindi avevo scelto di farlo perché volevo mettere le mie emozioni anche come un modo di sfogarsi per trasmettere le proprie emozioni al pubblico e sentirsi cosa si prova veramente e quindi ho scelto di farlo. Ecco. Bene, sempre molto interessante il contributo dei ragazzi. Martina, io ho una nipote che si chiama Martina, è molto simpatica, bella anche come te, mi diverto con lei perché quando batti i pugni la chiamo Martellina e quando fa le briciole sul tavolo di pane la chiamo briciola. È piccola, è una Certo. bimba simpaticissima. Certo. È una bimba come te, bimba simpaticissima. Adesso di che cosa mi parli? Anche lei fa le briciole. Sì, io sono un disastro quando mangio, vabbè, soprassediamo. No, volevo dire che i ragazzi che avete appena visto sono Ilaria, Matteo e Stefano. E in particolare Matteo è un ragazzo che ci segue ormai da 5 anni, quindi insomma anche una bella soddisfazione vedere questi ragazzi crescere, vedere che ogni anno tornano al laboratorio teatrale perché è un ambiente in cui non si sentono giudicati e in cui stanno bene. E volevo parlare così un po', Bruno, della tematica di quest'anno che è molto importante perché parliamo di disabilità, quindi delle diverse abilità di ciascuno di noi anche, no? Cioè non soltanto delle persone con problematiche evidenti, ma delle difficoltà che ciascuno di noi, perché tutti noi siamo abili in qualcosa e disabili in qualcos'altro, no? Per esempio a me non chiedetemi di disegnare perché sono veramente inabile in questo. E da sempre ai nostri laboratori Io invece sono abilissimo. a disegnare? Sì, coi piedi. Addirittura, Sì, complimenti! sì, sì. Metto i piedi in vari colori e poi tac. Cavoli, Sai che bravissimo! profumo i tuoi disegni, vabbè, comunque. Ma guarda, ti porterò un contributo. Ma anche no, sai. Sì, dunque dicevo che da sempre noi lavoriamo anche con persone diversamente abili, infatti facciamo laboratori anche nei centri diurni con persone con disabilità di vario genere, non solo disabilità fisica, e ci piace anche mescolare le persone con le diverse abilità insieme ai normodotati perché si crea veramente un'interazione particolare, interessante e di gran crescita. Uno degli obiettivi è proprio anche quello dell'integrazione, no? Cioè di integrare ragazzi con diverse abilità insieme ai ragazzi che hanno comunque abilità e disabilità differenti. E quindi insomma lo spettacolo di quest'anno verterà un po' su questo argomento. E niente, penso che prima di andare avanti, non so sia arrivato il momento, vedo che tu stai cercando nella scaletta, caro Bruno, degli sponsor. Io l'unica scaletta che conoscevo era quella per andare
Hai presente? C'erano i 3 piani, no? Il letto sotto, letto di mezzo e letto sopra, sotto la naia, e avevo la scaletta che andava sopra. Ah, quindi è il fortunato che stava sopra tutti, va Sì, benissimo, sì, sì. ok. Allora cosa dobbiamo fare adesso? Lo chiedo io a voi perché... No, naturalmente- mandare i nostri amici sponsor, come li chiami giustamente te. Già, mi ero dimenticato che il pane quotidiano... E il è- Bibanese, no. è il Bibanese. E allora eccoci rientrati in studio, abbiamo visto i nostri amici sostenitori, grandissimo, guarda, ne riparliamo dopo perché sono molto importanti per il proseguo di questa trasmissione e per dare un po' di vita anche alla trasmissione, specialmente l'ultima puntata che andremo a fare. Voi seguiteci sempre perché ci saranno delle grandi sorprese nell'ultima puntata. Avete tempo, siamo sotto Natale per l'ultima puntata. Martina, che cosa mi racconti adesso? E volevo ricordarvi, se a qualcuno potesse far piacere venire a vedere qualcosa dei nostri ragazzi, che appunto andranno in scena il 27 e 28 di novembre al Teatro Russolo alle 20:30. Al 27 ci sarà una conferenza sul teatro disabilità, anche online, sì, non so, quindi si potrà seguire anche in streaming, dico bene la parola giusta. Ci sarà anche Claudia Contin, ci saranno altre personalità insomma del mondo del teatro e del mondo della disabilità, e poi il 28 sera i nostri ragazzi in qualche modo si esibiranno. Dico in qualche modo perché appunto fra mascherine e distanziamento stiamo cercando delle soluzioni adeguate perché tutto venga fatto nella maniera migliore. Io direi di mandare subito il secondo contributo, che il secondo contributo è un blocco di interviste come il precedente, però di altri 3 nostri piccoli e grandi eroi teatrali. Io ricordo, mandateci i contributi perché sono molto importanti, perché parliamo di voi, parlate di voi. Ok. Sì, vai Martina. No, volevo solo dire contributo di Elisa Bagarotto, punto. Anch'io come Michelangelo ho finito l'anno scorso la scuola e fare la quinta a casa è stato veramente un trauma perché essendo stata una ripetente, conoscere nuovi compagni solamente per 6 mesi e poi vederli semplicemente sul PC, non riuscire più a comunicare con loro con una lezione all'altra, non è stato facile, è stato veramente molto diverso e non c'erano quei momenti di pausa con cui potevi chiacchierare con loro. Io ho scelto teatro per curiosità, perché grazie a Step e alle sue rassegne a Portogruaro sono riuscita appunto ad osservare da lontano il teatro e dopo mi è piaciuto così tanto che volevo farne parte, volevo entrare. Finire l'ultimo anno delle superiori è stato, diciamo, particolare e secondo me anche un po' triste perché io ci tenevo insomma anche a finire con i miei compagni in presenza, tutti insieme, e farlo a distanza diciamo che mi ha tirato giù, cioè è stato diverso, però alla fine sono qui e l'ho fatto come tutti gli altri miei coetanei. Ho sempre avuto questa passione di recitare, di medesimarmi in un personaggio, di scoprire le sue emozioni e anche di trasmetterle al pubblico, e quindi a me piace questa attività. Poi nello specifico sono venuto a Step e all'inizio ero diciamo un po' titubante, però quando dopo 1 o 2 lezioni sono subito entrato nel giro, diciamo, e adesso non posso più farne a meno.
Com'è stato fare la maturità non a scuola? Difficile, Perché? perché l'abbiamo saputo tutto all'ultimo, ci siamo dovuti organizzare in poco tempo. E quindi è stato complicato? No, alla fine no, però ci hanno messo ansia per niente. Qualcos'altro del periodo in cui sei stata a Ho casa? approfittato per suonare o disegnare. E quindi hai coltivato un po' le tue passioni? Sì. Siamo rientrati in studio, a me piace moltissimo STEP che sta per Scuola, Teatro, Educazione Portogruaro. Questa idea nasce in Portogruaro da quel gruppo che mi avete raccontato questa mattina. Scuola teatro, studio insegnamento teatro, un po' di svago che insegna a comportarsi nella vita, come comportarsi nella vita, l'educazione, dare delle regole, perché se non ci sono le regole non va bene, bisogna dare delle regole. Educazione nel senso di crescita. E grazie al gruppo di Portogruaro che ha avuto quest'idea, grazie a voi che l'avete portati. Grazie. E io aggiungerei delle cose, appunto parlavi di educazione, l'educazione nel caso nostro è quello di cercare di tirar fuori da, come si suol dire, educare significa in latino educare, tirare fuori, insomma, dai ragazzi, ma anche da noi stessi operatori, problematiche, tematiche, pensieri, confronti, opinioni che ci possono far crescere e darci insieme delle regole, insomma, no? È un modo per capire bene il mondo e viverlo al meglio. Parlava Martina del tema di quest'anno, il tema però è anche disabilità, vabbè, come l'ha declinato Martina, ma anche in un altro senso in questo momento anche il teatro stesso è molto disabile. È un momento storico, causa Covid, causa restrizioni, in cui tutte le arti performative stanno soffrendo. Il teatro è una di queste. Però io direi, Bruno, che questa tematica della disabilità e il teatro, del teatro in difficoltà, potrebbe essere il tema della prossima puntata che faremo, insomma, in maniera tale da capire che cosa anche le giovani generazioni, insomma, stanno subendo, non potendo vedere, assistere e partecipare al teatro in maniera attiva come magari è stato fino adesso, prima dei periodi di chiusura. No, è importante perché avere dei gruppi così in una città come Portogruaro, deve essere orgoglio del grande orgoglio da parte dell'amministrazione. E comunque io ringrazio per i contributi che la città dà e ringrazio anche per i nostri amici che sostengono questa iniziativa che è importantissima e che ha stimolato un po' anche le scuole di Conegliano, perché dovremmo mandare una richiesta di contributi all'assessore Gianbruno Panizzutti, che è assessore alla cultura di Conegliano, che si è detto disponibile a mettere in moto anche il meccanismo dei contributi da parte delle scuole di Conegliano. Vediamo i nostri amici sostenitori. Allora, rientriamo in studio, abbiamo pochissimo tempo per ringraziare, per fare i saluti, non lo so, io vorrei chiederti un altro contributo, un'altra battuta, ma non ce l'hai, allora che faccio? Volevo fare un po' di
una cosa leggera per i ragazzi che ci stanno guardando, non hai niente da dire. Dai, gran attore. Questa cosa è una cosa che tutti sbagliano, che se uno fa il simpaticone sul palco poi lo deve essere nella vita. Non è detto, adesso come barzellette insomma ne ho un po' poche, ho detto quella da cassaforte me la sono giocata così. Cosa fa un prosciutto quando cade, anzi vedi l'ho già sbagliato, un maiale quando si butta da un palazzo? Spec. Ecco, e con questo Martina... guarda. Vi saluto. Brava, ok. Ti saluti? No, vi saluto. Io mi saluto, ciao ciao. Ciao ragazzi, ciao Ciao a piccoli, tutti. ciao grandi, Alla alla prossima. prossima.